La corsa dei contagi da SARS-CoV in Veneto causa la sospensione di tutte le attività chirurgiche che prevedono un successivo ricovero in terapia intensiva e l'interruzione di tutte le attività giornaliere e settimanali di intervento medico. Ad annunciarlo martedì nel pomeriggio il direttore generale della Sanità, Luciano Flor. Oltre ai casi in crescita, tuttavia, si registra la corsa alle prenotazioni per la vaccinazione dei bambini nella fascia 5-11 anni che potrebbero aiutare all'aumento della protezione nella popolazione, anche in prospettiva dell'entrata della regione in zona gialla dalla prossima settimana. Per quanto riguarda proprio le vaccinazioni pediatriche al via da oggi, sono già 5.627 le prenotazioni ricevute dalle ULS del Veneto nelle prime ore di apertura delle liste. L'unità sanitaria con il maggior numero di prenotazioni è la 6 Euganea, Padova, con 1.525. In Veneto sono circa 300.000 i bimbi tra i 5 e gli 11 anni interessati dalla vaccinazione. La direttrice scolastica regionale, Carmela Palumbo, ha sottolineato che nelle scuole del Veneto si registra nelle ultime ore la positività in circa 400 bambini tra la stessa fascia d'età su 100.000 abitanti. Si tratta di forme pandemiche lievi e tutte sotto controllo, determinate dalla difficoltà per i più piccoli nel mantenere il distanziamento e la mascherina. Secondo Palumbo è chiaro che ci vorranno dei giorni per avere un quadro vaccinale per gli studenti. Le prenotazioni già registrate appartengono a figli di genitori convinti dell'utilizzo dei vaccini. Poi si vedrà, dice, per gli incerti e i totalmente refrattari. Intanto è già attiva la piattaforma per il Green Pass nelle scuole, che eviterà il ricorso alla presentazione quotidiana del documento da parte degli insegnanti, snellendo il loro ingresso nelle istituzioni scolastiche.